L'emozione è sempre grandissima, è come se non se ne fosse mai andata e fosse qui che sta per arrivare. Quando vedi una cosa del genere ti emozioni sempre e ti pare sempre di riviverla e di vederla qua con noi, che vada in campo, che vada a giocare. Tutta l'emozione di questa giornata negli occhi lucidi e nella voce incrinata dei genitori di Sara Anzanello, la campionessa di pallavolo scomparsa nel 2018, 5 anni dopo il trapianto al fegato a cui si era sottoposta per una grave forma di epatite. Il ricordo di Sara rimane vivo a Ponte di Piave grazie anche al palazzetto a lei intitolato. È qui che si è giocata la prima partita dedicata alla pallavolista azzurra e che ha visto sfidarsi la nazionale italiana trapiantati dializzati, dove la campionessa trevigiana aveva giocato per un breve periodo e la squadra insieme per Sara. Una gara che aveva un duplice obiettivo: ricordare Sara Anzanello, ma anche ribadire l'importanza della donazione di organi e tessuti, che vede ANCI Veneto e ULSS in prima linea per sensibilizzare su questo fronte tutti i cittadini. Possono farlo attraverso gli uffici anagrafe dei nostri comuni nel momento in cui fanno la carta d'identità, nel momento in cui decidono appunto di poterlo fare dandone comunicazione all'azienda sanitaria, compilando un modulo in cui in realtà diventa importante il gesto di donare qualcosa, una parte di sé a qualcun altro perché possa continuare in qualche altra persona, ed è questo che Sara voleva e che ha testimoniato a Ponte di Piave, e credo che sia il messaggio più importante a 3 anni dalla sua scomparsa: lottare per vincere, come diceva sempre lei.